Più in denant, Gesù si palesà di nuovo ai discepoli sul mar di Tiberiade e si palesà in questo modo. Erano insieme Simon Pieri, Tomás, quel che diceva in Gimul, Natanael di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due suoi discepoli. Urdì Simon Pieri, o voi a peschià? I disin, o venin anche noi con te. A essirin e a montare sulla barca e in che non ti appare proprio noi. Sul cricà dal dì, Gesù si presentò sulla rive, ma i discepoli non sapevano che era Gesù. Urdì Gesù, frozzo, non vedo nulla di mangiare? E risponderono, no. Urdise, buttai gli res de bande gestre de barche e inchiatareis. Le buttarono e non arrivavano più a tirarle su, di ta in pescandiere. Allora che il discepolo che Gesù voleva più bene, gli disse a Pieri, all'è il Signore. Simon Pieri, sentendo che era il Signore, si mette intorno alla vieste, perché era crotto, e si buttata al mare. Che gli altri discepoli all'era in quella barca, striscinando la rete dai pesci. Difatti, noi eri lontani da terra più di 100 metri. Appena dismontati a terra, avevano un fuoco di boris con parsore pesci e pan. Urdì Gesù, guardate chi qualche pesce, di che covesti a Pascumò. Al montare Simon Pieri e al tirare a rive la rete, plena di 153 pesci di che grueso. E se ben candiere tanti, la rete non si spreccia. Urdì Gesù, venite a fare di gulizione, però nessuno dei discepoli non lo sapeva domandare, tu, qui sei tu? Perché sapevano che era il Signore. Gesù al vendogne, al chiappa il pan e ora al dà, e compagni anche col pesce. Questa è stata la terza volta che Gesù si palesà ai discepoli, dopo risuscità dai morti. Finita la gulizione, Gesù gli disse a Simon Pieri, Simon di Zuan, mi vuoi tu bene? Più di che chi? E risponde, sì Signore, tu sai che ti vuoi bene. E dice, pas i miei agnei. E dice per seconde volte, Simon di Zuan, mi vuoi tu bene? E risponde, sì Signore, tu sai che ti vuoi bene. E dice, pas lis mes pioris. E dice per terze volte, Simon di Zuan, mi vuoi tu proprio bene? Pieri si avvilì, perché gli aveva detto per terze volte, mi vuoi tu proprio bene? E risponde, Signore, tu sai tutto, tu sai che ti vuoi bene. E dice, pas lis mes pioris. In verità ti dice, quando tu eri giovane, tu ti ingroppavi di besol la cintura e tu camminavi là che tu volevi. Ma quando tu sarai vieli, tu slungherai le tue mani e un altro ti ingropperà la cintura e ti menerà là che tu non tu vuoi. Questo è il disè per far capire con che sorte di morte calvares glorificato Dio. E dopo di queste parole, gli dice, ven da ur di me. Pieri, voltansi, al viota venì da ora il discepolo che Gesù gli voleva più bene, che il che in tante cene gli era appoggiato proprio d'ogni di lui, e gli aveva detto, Signore, quisal, che il che ti tradisse? Vi odinlo, dunque, Pieri disse a Gesù, Signore, e lui? Gli disse Gesù, se io vuoi che lui arresti fin tremai che non torni, a te ce ti importi, tu venda ur di me, perché il framiez dai fradis si slargia la voce che il discepolo non sarà morto. Ma noi veve dite però Gesù, tu non tu morirai, ma se io vuoi che lui arresti fin tremai che non torni, a te ce ti importi. Alle chiesto il discepolo che al fas di testimoni su questi robis e che li sa scritis e o savin che la sua testimonianza è merte credute.
Andei anche tante altre robe che Gesù alla fatis. Se si vede di scrivilis une per une, o pensi che il monte intir non sarebbe savonde grande, partigni dentro, tutti i libri che si varese di scrivi.